Va ora in onda Pesca dalla rete, interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, ovvero le voci fiere di una nuova prospettiva. Buongiorno, 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 buona radio. Bentornati a un'altra puntata di Pesca dalla rete. Io sono Luisella Pescatori, detta per voi e solo per voi. Bravissimi, vi ho sentiti tutti a uno. La pesca, voce e sorrisi di Radio Libertà. Benissimo, siamo qui una cosa vi devo dire, mi raccomando, se vi piace la nostra trasmissione fatevi sentire ancora più forte commentando le nostre dirette sui social, su YouTube, su tutti i touch point da dove ci potete ascoltare e vedere. Ma bando alle ciance, eccoci qui con un'altra voce fiera di una nuova prospettiva. Buongiorno e ben arrivata Annabella Brumana. Grazie, Buongiorno. buongiorno a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Preparate carta e penna e una tisana alla valeriana? Che dici? No. Perché oggi parleremo di questioni spinose. Ma partiamo dalle origini. Lei scrive fin da bambina. Ogni parola è parte del mondo che vive, che immagina, che ama o che la fa soffrire. Racconta solo se sente o se vede e spera di poterlo fare finché avrà respiro, ma non è solo una poetessa. Grave in fondo, dice lei. Mediatore civile commerciale, contitolare dello studio di Oggiano fondato con Emanuela Amati. Si occupa di diritto civile e penale, appassionata di mediazione e negoziazione assistita che porta anche nelle scuole. Ci parlerà oggi di segreti consigli del lavoro autonomo declinato al femminile, Annabella Brumana, che ci racconterà quali sono gli ingredienti della sua ricetta di donne e di freelance. Cito apposta la canzone Ricetta di donna, interpretata da Ornella Vanoni, perché attraverso scelte linguistiche puntuali e raffinate sottolinea con ironia alcuni stereotipi sulle donne. Ricetta di donna del 1980 è scritta dalla Vanoni stessa con Amerigo Paolo Cassella, Sergio Bardotti, Toto Savio, Michele Zarrillo. Ringraziamo e salutiamo alla parte tecnica la nostra Sveva, perché Pesca dalla rete è una trasmissione tutta al femminile e quindi partiamo con la nostra intervista. Nome Annabella, con la B minuscola. tutto attaccato. Tutto attaccato, tutto d'un pezzo, come lei. Cognome, Brumana. città, Allora, lo studio è in Oggiano, ma io vivo in provincia di Bergamo. professione. Avvocato e mediatrice civile commerciale. E cosa fa un avvocato mediatrice civile commerciale? Allora, l'avvocato più o meno lo sappiamo che cosa fa. Il mediatore civile commerciale non è necessariamente un avvocato, può Mh-mh. anche essere un professionista diverso, ma, a prescindere da questo aiuta le parti che hanno in corso una controversia in materia civile e commerciale, quindi con diritti disponibili, cioè liberamente gestibili secondo la legge, per esempio una controversia in materia di Mh-mh. appalto, condominio, locazione, successioni, divisioni immobiliari e molte altre materie. Il mediatore le aiuta appunto durante una di queste controversie a cercare un accordo, risolutivo attraverso il dialogo, la trattativa, la E negoziazione. cosa non fa invece? Non giudica, non valuta, non consiglia e non decide al posto delle parti. Allora, come sapete, le nostre interviste sono per le socie di Rete al Femminile. Da quanti anni sei in Rete al Femminile? Questo è il mio quarto anno. Wow, e perché sei in Rete al Femminile? Allora, la rete è sempre stata un po' un concetto nelle mie corde, nel senso che ho avuto una mia personale rete nei 16 anni che sono stata titolare unica dello studio e anche adesso che sono contitolare nel nuovo progetto ormai del 2016 con la mia
socia amica Emanuela Amati, abbiamo creato una nostra rete di professionisti, non solo avvocati, con i quali abbiamo uno scambio, uno stimolo reciproco completo, quindi continuo. Quindi, quando ho trovato la rete al femminile, che l'ho proprio incrociata nei corridoi dello Ma studio, perché dai! allora la leader di Lecco era una nostra coworker. Noi abbiamo lo studio legale in un coworking Okay. e l'ho trovata un'opportunità molto stimolante, molto un gruppo rispettoso delle individualità, È aperto vero. all'esterno, un'opportunità di crescita professionale umana e la possibilità di incontrare dei contatti di valore, di enorme valore. Allora ti faccio una domanda: avvocato, Mh. avvocata, avvocato donna, avvocatessa, come ti devo chiamare durante tutta questa intervista? O come ami essere Allora, chiamata? Perché insomma questa domanda che sembra da niente, in no, realtà no, apre lo un so. mondo, un Eh sì, universo ma che infatti noi potremmo vogliamo aprirlo. potremmo stare qui a parlarne per ore. Allora, io personalmente, non uso avvocatessa, anche perché lo trovo troppo lungo. Se mi Sì. chiami avvocatessa io son già passata, ho già fatto via l'angolo, cioè non sono già oltre. Avvocato donna, avvocato uomo li uso spesso come espressioni quando racconto qualcosa e non faccio nomi. Quindi identifico un collega o una Certo, collega così. Ne viene da sé quindi che io amo chiamarmi mi presento come avvocato, poi declino tutto al femminile e tendenzialmente chiamo anche le mie colleghe avvocato. Tuttavia, proprio perché c'è questa querela in sì, corso, è un dibattito culturale, anche politico da certi punti di vista, molto sofferto, molto acceso. Io mi tengo un po' a latere, mi confronto e vedo se ogni tanto cambio idea, e amo confrontarmi anche su queste cose. Quando trovo una collega o so che una collega ama essere chiamata avvocata, la chiamo avvocata. certo, certo. Per uno spirito di reciprocità insomma, anche perché, credo che la cosa più importante sia riconoscere ciascuno libero di essere riconosciuto come intende essere riconosciuto, come si sente. Quindi io avvocato mi faccio chiamare avvocato e mi presento così perché non è un sostantivo, maschile o femminile, anche se in italiano non esiste il neutro, però per me è il lavoro che ho scelto, è ciò che Certo, sono prima che faccio e non ha sesso, ecco. Io penso che la, pari dignità, la parità, debbano essere ricercate sotto altre sono forme, d'accordo. perché sai non io ormai sono quasi questo è il 24° anno di avvocatura per me. Ho incontrato tantissime professioniste e non mi pare, nel mio piccolo, di capire che psicologhe, infermiere, archeologhe, Mh. geologhe, che hanno da sempre un riconoscimento al femminile, mi dicano: "Okay, qui tutto bene". No, secondo me il problema della dignità, della pari dignità femminile che è ancora aperta Sì, altri sono campi di battaglia, insomma, sono e d'accordo. poi avvocata, Avvocata? consentitemelo, è cioè nella mia Avvocata? sensibilità è un po' cacofonico, tutte queste A così Sono a poi le mie amiche, colleghe Roberta e Monica, che sono quelle mh. con cui più spesso mi confronto su queste Mh. cose, mi ricordano che avvocata è il termine italiano corretto. A me piace la nostra lingua tantissimo, mi piace parlarla bene, ma qui c'è qualcosa di personale che mi Sì, no, è vero, insomma, sai. che Grazie per questa bellissima risposta. Senti, qual mh. è il potere delle donne nel mondo del lavoro? È un valore aggiunto che vedo, sempre, poi salve le eccezioni perché, ovviamente generalizzare non è mai la soluzione, però, Mh. noto in generale una maggiore disponibilità ad Mh-mh. andare oltre le apparenze, ad adattarsi alle cose che cambiano, a trovare una soluzione diversa e poi in mediazione in particolare, dove c'è un lavoro molto importante con le emozioni, con le persone nel loro vissuto anche delicato, c'è più disponibilità da parte delle donne a sostenere i propri assistiti nel lavoro che fanno su loro stessi e alla ricerca dei loro interessi. Poi magari gli uomini seguono, però se c'è un uomo e una donna difficilmente è l'uomo che comincia, questo lavoro di ricerca, all'interno di una persona. Poi ho delle colleghe rigidissime, invece anche dei colleghi molto, molto easy, che ovviamente. Senti, ci vuoi raccontare cosa volevi fare da bambina?
Cosa ti immaginavi di fare da grande? Un sacco di cose. Tipo? Allora, vado in ordine cronologico: Dai, veterinaria, okay. documentarista, animali, foreste. Avrei girato Mh-mh. il mondo così, Mh. anzi io lo volevo fare anche cercavo il modo di farlo da bambina, da ragazzina. Poi c'è stato, magistrato antimafia. Mh-mh. In casa mia si parlava moltissimo della cronaca. Allora io sono una bimba Certo. degli anni Mh. '70, quindi terrorismo e tutto ciò che ne consegue, io ero convinta che si dovesse sostituire chi cadeva, insomma, quindi ho detto: "Potrei fare anche quello". Poi, siccome ho avuto un'anima molto sportiva, per cui a un certo punto volevo fare la schermitrice professionista, non so perché, e poi proprietaria di un centro di ricovero per animali abbandonati. E poi la giornalista, ma quella la facevo già da bambina. Io quando è Ah. uscito ET ho preparato un questionario con un sacco di domande e l'ho distribuito a scuola, Ah, vabbè, dove fantastico. ciascuno di loro doveva raccontare se gli era piaciuto, cosa se insomma, varie domande, erano forse una pagina A4 proprio. E poi li ho mandati a un giornale, non ne ho più saputo niente. Però mi ricordo che avevo fatto questa cosa e poi sono stata illuminata dall'avvocatura. Bellissimo. Comunque girava e gravitava tutto un po' intorno all'amore per gli animali, Che tu c'è tuttora, diciamo la c'è verità, tuttora. Alla fine tutti i miei esatto. cani ho cani, poi i gatti mi sono capitati, sono loro che hanno preso me, ma non vado d'accordo e quindi poi trovo altre famiglie. E i Ma sono tutti cani? cani che o devono andare in canile o ci sono già o miei sono tutti così. Racconta come si chiama il tuo cagnolino, quello piccolo. Allora, ne ho 2 in Perché questo momento, Hermes, che è l'ultimo arrivato, ha 1 anno, ha gli occhi verdi ed è che un bello. po ha avuto una mamma proprio per pochissimissimo tempo e quindi lui Mh. certe cose non le ha imparate e adesso lui vuole stare in braccio. Ogni 2 ore deve essere preso in braccio, su 16 chili che tende ai 20, comincia ad essere impegnativo. E poi invece quella che avevo già si chiama Gea, è una piccola mezzo segugio, mezzo bassotto, mezzo Ha un soprannome fantastico, non so se possiamo dirlo. delinquente, sì, sì, anzi, la chat di famiglia si chiama così, quella del mio compagno e mia figlia, delinquenza dilagante perché, cioè sono loro alla fine che Fantastica, va bene. Allora, quando è nata la vocazione, non per gli animali, ma per Mh. l'avvocatura, in particolare quando è nata la volontà di specializzarti nella mediazione civile e commerciale? Allora, l'avvocatura è stata una illuminazione degli ultimi 2 anni di università, perché all'inizio non ero proprio di questa idea. Mi lasciavo aperte varie porte e poi mi sono appassionata, all'idea del diritto, proprio nel calato nella vita delle persone e questo mi è capitato, incontrando spesso per lavoro. Io allora, studiavo e lavoravo nello studio di mio padre che era geometra, persone che portavano i loro problemi e vicissitudini varie, ehm, anche perché il suo studio era in un piccolo paese, dove, come spesso succede nei piccoli centri, c'è un professionista di fiducia, ci vai quasi per tutto. Mi ricordo mio padre che ogni tanto diceva: "Signora, ma io veramente sono un geometra". Ecco, però ti portavano queste cose, queste esigenze e si cercava di aiutarli, di instradarli magari portandoli da un avvocato, accompagnandoli e la mia idea mi sono scoperta lì che ero in grado di ascoltare, ero interessata a come risolvere le cose. E la mediazione, ecco, non è una specializzazione, nel senso che in Italia Mh-mh. ancora la specializzazione in mediazione non esiste. Okay. Pareva, doversi avere a breve, ma non io infatti ho fatto una scuola con l'UNAM, che è una, delle associazioni maggiormente, esperte insomma, Mh-mh. che raccoglie professionisti che diffondono la mediazione, in particolare gli avvocati, una scuola di alta formazione, È nata studiandola la mediazione. Io mi sono iscritta al primo corso disponibile nel Lecchese, a Lecco anzi, in Camera di Mh-mh. Commercio, quando è stato pubblicato il decreto legislativo 28/2010, che è il decreto legislativo che ha istituito la mediazione in Italia. Ma l'ho fatto solo per, poter essere un avvocato migliore. Cioè volevo conoscere bene questo strumento per poterlo usare, perché era l'unico modo, nel senso che la mediazione per molto tempo è stata avversata dall'avvocatura come un furto delle proprie competenze, quindi andare ai pomeriggi di studio dei corsi organizzati dagli avvocati era un po' un tiro a volo, un tiro al piattello, cioè nel senso ero un po' perplessa, quindi ho detto: "Vabbè, vediamola dall'interno, è l'unico modo", e poi mi sono appassionata, ho visto che avevo delle competenze e alla fine del corso ho deciso di diventare mediatore.
Adesso partiamo un po' con le domande bizzarre. Mh. Mare o montagna? Mare tutta la vita. La montagna ce l'ho fuori casa, ecco poi in realtà il mio luogo simbolo, Mh? dell'energia interiore mia è una cascata in mezzo alla vegetazione, che non ha niente a che fare né col mare né la montagna, ma è mare però. Vabbè, ma possiamo darle torto. No. Prosa o poesia? Tutte e 2, dipende da come sto, cosa si muove dentro, sia quando leggo che quando scrivo. Allora, quando legge e quando scrive, perché lei, l'abbiamo detto prima, scrive ed è una poetessa. No, allora scrivo. Scrive. Scrivo, pasticcio, non Allora, facciamo così: scrive, pasticcia e legge. Adesso ci legge una poesia che io trovo deliziosa, ed è Mh. una tua poesia, quindi ti lascio la parola e poi mi dite se non è una poetessa. Una rosa rossa, una notte a sfiorare stelle, un bacio, poi 2, poi 1000, e l'arcobaleno che il mattino trova a casa nel brillare dei tuoi occhi. Chiedi e io resterò fino a che tornerà la pioggia, il sole, le stelle, gli aquiloni, tutto ciò che nasce, vola, muore e ritorna. Cioè, batto io le mani per tutti quelli che lo stanno Vabbè, facendo a ma lo sai casa. che è stato un esercizio anche quello di farlo leggere a qualcuno, perché io ho sempre scritto e, tenuto nascosto. Ma pensa te, ma perché? Perché io scrivevo per necessità e quindi, a volte delle cose che tu hai bisogno di buttare fuori non ti va di condividerle proprio Beh, esattamente con tutti. beh, perché mi raccontavi anche un episodio di quando eri Sì, piccola allora io che le ti ha un po' frenata. A me invece un episodio del genere ha proprio liberato un po' ma un po' la io creatività. avevo 9 anni però. 9 io alle elementari, Ah, pure tranquilla, pure anche tu. io, sì. Io scrivo delle poesie, siccome la maestra ci raccontava di queste Mh. poesie e diceva che, si poteva scrivere poesie, chiunque poteva scrivere poesie, quantomeno provarci, e io son saltata su, ho detto: "Anch'io le scrivo". E lei mi dava un'idea di mamma, perché era una signora, che assomigliava più quasi sì, a una mamma più che a una Mh-mh. maestra, no, e io le ho fatto vedere queste cose e lei ha detto: "Ah, belle, belle". E poi le ha consegnate alla direttrice senza dirmi niente, la direttrice è arrivata, le ha lette davanti a tutti, le ha lette anche nelle altre classi, io morivo di vergogna. Infatti le ho detto alla maestra: "Io non le racconterò più Ma mai niente, più. mai più". Mamma traditrice. Va bene, rock o musica classica? Entrambe, e non solo, perché poi mi piacciono anche i suoni blues, il jazz. La mia prima esperienza di jazz è stata "Tutti voglion fare jazz" degli Aristogatti. Bellissima, Il bellissima. tango, perché lo ballo, e i generi un po' contaminati Guardate come quante risorse il nostro ah, avvocato. come pop rock folk, stile, non so, Pinguini Tattici Nucleari. E Vabbè. poi gli Spirituals, molto belli. Avrei voluto cantare gli Spirituals. Non è detto che non ci Hai provi. un microfono? Prego. No, no, no. No, no. L'altra Hai volta, la prossima è un volta. momento giusto per esibirsi, vai, canta. No, sono fuori Ecco, esercizio. microfono libero, va bene, okay, va bene. Senti, ma nel tuo lavoro quindi c'è più musica classica o musica rock? C'è di tutto. E direi, se proprio devo essere sincera, direi che sono più in questo momento c'è più prepotentemente jazz e pop. Estemporaneo, un po' insomma così. Vabbè, cinema, teatro. Allora, io ultimamente preferisco il teatro perché sono tutti un filo più disciplinati, perché del cinema sarà l'età, non lo so, ma non sopporto più, il parterre, cioè questo ruminare popcorn, caramelle, aspirare rumorosamente taniche di bibite, cioè io non ce la posso fare. Io ho visto Oppenheimer, l'ultimo film che ho visto al cinema, che non c'è niente da ridere, non c'è, Ma cioè no, certo. un mace ho detto: "No, no, no, basta, a casa". I film li amo tantissimo, film e non serie, perché per le serie non ho pazienza. Quindi Mh. casa o cineforum. Quindi, se devo uscire, teatro Teatro, tutta la teatro. vita. Va bene, anni 60, 70, 80, 90, quali scegli? Allora, se dovessi scegliere proprio, anni '80 solo per no, anzi anni '80 Mh-mh. e '90. Mh. '80 però no ai vestiti, Dai, perché no.
Non mi puoi dire che non ti piacessero i capelli cotonati degli anni No, '80? no, ma, io Meraviglio quando rivedo le vecchie fotografie con quelle camicie e giacche, con queste da spalle che arrivano alle ore scala. no, 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 non ce la Sembravamo posso calati fare. dalla luna, con dei colori pazzeschi, argento, andava tantissimo l'argento, ti rico 'sti capelli cotonati, no, 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 e poi mamma le mia. facce fluorescenti perché si facevano le lampade, ci Sì, si è schiaffava la terra vero, proprio è arancione. vero, è vero, Mamma è mia, vero, è mamma. vero. Senti, va bene, ma c'è una tua canzone preferita? Hai Ce n'era un po' perché adesso non riesco a fossilizzarmi, cioè la vita è troppo varia, è troppo bella mh. per poter avere una scelta sola. Quindi tra le canzoni che allora mi piaceva tantissimo ascoltare c'era, musica italiana era Elettroshock dei Mattia Bazar. Anche a me piacciono tanto i Mattia Bazar, Lei ha una tantissimo, voce tra l'altro frequenta un po' la zona dove vivo e lavoro e quando sto tenendo d'occhio perché prima o poi farà qualcosa dalle mie parti e devo esserci. Sì, Hai sì, sì. capito. E poi The Final Countdown di Europe, Africa dei Toto e Walk of Life, Dire Straits. Questa la Africa, ascoltiamo spesso, anche l'abbiamo ascoltata in studio mentre lavoravamo proprio qualche giorno fa. Africa dei Toto, che dici Sveva? Ed eccoci di nuovo qui. Buona radio a tutti voi. Siamo qui con l'avvocato Annabella Brumana di Rete al Ciao. Femminile. Eccoci di nuovo. Allora, ripartiamo dalle domande bizzarre. Colore preferito? I toni dell'azzurro blu e il lilla Segno zodiacale. gemelli, ho scoperto recentemente ascendente leone. E cosa ci dice di te? Allora, descrive di solito una persona simpatica, Mh. comunicativa, creativa, sempre alla ricerca di progetti e esperienze nuove e in questo mi riconosco. E anche nel uno dei tanti difetti è quello dell'impulsività, la tendenza a perder la pazienza e a dire o fare cose di cui poi ci si pente.
No, tu come mediatore non me la Lo perdi la so, ma pazienza. infatti io non lo sapevo, l'ho scoperto Eh. adesso con l'ascendente, ma sono contenta perché su questa cosa ci ho lavorato tanto e quindi adesso è un aspetto moltissimo sotto controllo. Quindi infatti porto molta pazienza. Medi con Poi te stessa. Hai esatto, imparato a mediare poi con te ogni stessa. tanto capita che sbotto e allora quando sbotto l'ultima volta che è successo, la prima e ultima volta che è successo in studio, Scansatevi tutti. ho passato una settimana a scusarmi perché mi sentivo veramente male e sono arrivati in Povera. 2 o 3 a vedere: "Tutto bene?" Perché Tutto a posto? Avvocato, tutto a posto? Esatto. Tutto a posto, va bene. Senti, ma Mh. facciamo una domanda un po' particolare, ma quanta psicologia c'è nel tuo lavoro? Allora, Devi psicologia avere in un'empatia in pazzesca senso comunque, stretto sì, non l'ho studiata e quindi no, però però come nella, preparazione dei mediatori c'è anche questo, c'è la parte immagino. lo sviluppo della competenza dell'empatia, lo studio comunque del comportamento, però devi avere già una predisposizione, sì, sì. Certo. Citazione preferita? È una citazione di Mark Twain che dice: "Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita." Oggi è una bella giornata? Ma sì, Sei qui con noi? certo. Va bene, 3 sostantivi che ti definiscono. Allora, spontaneità, tenacia e passione. Wow! Mh. Senti, allora arriviamo a questa cosa. Lucille Calle, 1922-1999, Mh. scrittrice, commediografa e autrice televisiva americana, nota per essere una delle poche donne coinvolte nella scrittura dello show comico Your Show of the Show degli anni '50, che ha lanciato la carriera insomma di molti famosi, attori, tra cui Mel Brooks, eccetera, afferma che la relazione di un avvocato con la giustizia e la saggezza è sullo stesso piano della relazione di un accordatore per piano e il concerto. Nessuno dei 2 compone la musica né la interpreta, semplicemente mantiene funzionante la macchina. Ora, tu sei d'accordo con questa affermazione? No. Allora, Già si vede dalla sulla faccia, no. saggezza farei proprio un distinguo e non so rispondere, nel senso che la saggezza, è una dovrebbe essere una competenza che si acquisisce, ma per tutti, quindi non saprei. Però ti fermo un attimo. Sì, Diamo un attimo alla nostra regia il tempo di fare una pausa va e bene, poi riprendiamo più tardi. d'accordo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
Eccoci di nuovo qui. Allora, ripartiamo dall'affermazione, stavi dicendo poi che non Mh, eri d'accordo. Allora, sì. l'affermazione era: "La relazione di un avvocato con la giustizia e la saggezza è sullo stesso piano della relazione di un accordatore per piano e il concerto. Nessuno dei 2 compone la musica né la interpreta, semplicemente mantiene funzionante la macchina." E il nostro avvocato non è d'accordo con questa affermazione. Allora, non del tutto, nel senso che sicuramente non siamo noi che facciamo la giustizia, ma non è neanche vero che stiamo, dietro le quinte e basta. Cioè noi siamo una parte comunque attiva, che ha delle responsabilità, una deontologia che regola anche come dobbiamo muoverci nel rapporto con tutti gli altri soggetti che operano nel sistema giustizia. Ma quello che mi convince poco di questa, opinione, che probabilmente è anche un po' figlia sia del tempo Del che del tempo, contesto dove certo. lei viveva, operava, è considerare l'avvocato una presenza che a un certo punto deve lasciare che gli altri facciano. Perché che io sappia l'accordatore se ne può anche andare, nel senso che prepara lo strumento, grazie, arrivederci, e va a accordare qualcosa No, poi si d'altro. scorda lo strumento, serve sempre poi, perché dopo un po' che lo usi si scorda, quindi ritorna Vero, all'accordatore. vero, però diciamo che nel sistema tradizionale di amministrazione Mh. della giustizia è un giudice che decide e quindi alla fine noi facciamo il lavoro prima e alla fine si decide. Però noi ci rimaniamo fino alla fine, anche Mh. durante la sentenza, anzi a volte, siamo proprio dei soggetti proattivi, perché a un certo punto per i musicisti dovrebbe anche calare il sipario, ma spesso è una parte con il suo avvocato che trova il sistema di tenerlo aperto. Quindi Posso poi dimmi, posso dimmi. confidarvi che nonostante il suo cellulare sia ovviamente spento perché cioè nel senso non abbia la suoneria ovviamente per ovvi motivi, ma sta ricevendo dei messaggi dai suoi clienti anche in questo momento e le stanno chiedendo dei consigli e quindi veramente Sì, l'avvento di WhatsApp eh. ci ha veramente un po' creato, una vita un pochino più, come dire, allegra? Non lo so. Comunque, tutti tranquilli, vi risponderà dopo l'avvocato. Adesso è impegnato con la nostra intervista e quindi ci stiamo focalizzando su questo. Va bene, allora, adesso ci devi dire Sì. la cosa più difficile che sai fare. Allora, credo, tornando al discorso di prima, Credo. mantenere la calma e la concentrazione nelle situazioni peggiori, a prescindere da dove sia chiunque abbia davanti, qualunque cosa succeda. Cioè praticamente quando ti sale il crimine, quando mi sale il Che poi crimine. detto da un avvocato fa anche No, no, effetto. ma ma tu L'avvocato dici: "No, no, 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 qua c'è bisogno di mantenere la calma. Prendi un respiro e lavora a gli maglia." altri prendono l'Exotal, lei prende un respiro, ma guardate va bene, come riesci a gestire quindi lo stress e le emozioni quando hai a che fare con conflitti difficili? Allora, più che il conflitto, che alla fine impari un po' a starci in Mh. mezzo, ma è sono la sofferenza e le emozioni forti che le persone tendono a buttarti addosso. Poi sono le situazioni di difficoltà, personale delle persone che hai davanti, le brutture, le miserie umane, la condizione delle persone più fragili e indifese con le quali a volte ti trovi a lavorare. E quindi devi imparare, la prima cosa, a mantenere, una zona di stacco, una tua zona come un cuscinetto che ti consenta comunque di capire e sentire le persone e accoglierle, farle sentire accolte, ma nello stesso tempo, di che ti permetta di ricordare a te stesso prima di tutto, ma anche agli altri, di non respiri la loro aria, cioè non sei loro e c'è un confine ben netto tra il mio ruolo professionale, quindi non sono un'amica, non sono una sorella, non sono niente di tutto questo, ho un ruolo professionale che ricopro e devo mantenere il distacco che mi consente di tutelare le Certo. persone, altrimenti vieni travolto, non fai bene il tuo lavoro e poi si somma tutto Sì, allo beh, stress che quello hai ti già. dirò, perché rischi che ne vada dell'autorevolezza, della Assolutamente. lucidità, dell'autorevolezza, proprio della gestione e della visione a 360 gradi che tu devi avere della situazione. Infatti quando ci sono, situazioni particolarmente delicate, io non assisto i miei amici, nel senso che, ehm
rischierei di, vedere più la loro sofferenza come persona, Certo. oppure vederli l'uno contro l'altro. Ecco, magari sto Mamma vicino mia, da amica sicuramente, ma non ce la posso fare e non è neanche non è corretto, neanche insomma, non è corre deontologico sicuramente. certo. Magari loro se la prendono anche cioè ci rimangono un po' male, ma poi alla fine capiscono che è nel loro interesse. Beh, ma certo, ma assolutamente apprezzabile e comprensibile Mh-mh, certo. come discorso. Ma guarda, ma ti dico, io nel mio piccolo che non faccio un lavoro così, importante, insomma, dove, si trattano argomenti crudi e duri, insomma anche tragedie, io sono editor, ma o docente di scrittura, tendenzialmente non lavoro sui testi o non faccio docenze con gli amici, perché vai a toccare la materia animica e quindi preferisco anch'io tener Certo. separate le cose. Senti, un sogno ricorrente. Non ne ho più, Oh. grazie al cielo. Non ne ho più perché quelli che avevo erano veramente angoscianti, ma anche da bambina, sempre di dovermi ritrovare in mezzo cioè a correre con i miei fratelli da piccola da soli, eccetera, queste cose qua. E da grande ne ho avuti 2 che tornavano di frequente, sempre in mezzo a tempeste, cieli, mari steccati che mi bloccavano le vie di fuga e alla fine ho avuto un'illuminazione. Li ho disegnati, li ho proprio messi su tela e sono scomparsi. Li ho appesi ancora in casa questi quadri, e Io adesso li mi ho fanno visti perché me sorridere. li ha fatti vedere, devo dire sono di una bellezza, e pensi anche tu pensa se, questo veramente era il suo incubo, pensa che incubo pazzesco, perché sono tra l'altro, lei ha una tecnica molto bella perché, è materico Mh, il quello lì tuo sì, lavoro, sì. sì, quindi ti sembra proprio che sta roba ti arrivi addosso, me li ha fatti vedere in call, quindi neanche proprio veramente molto molto brava. Senti, Mh. di cosa hai paura? Insomma, hai più paura di un'udienza fissata il 14 di agosto quando devi partire per andare in O sono vacanza, già in vacanza. o sei già in vacanza, ecco per appunto, di arrivare tardi in tribunale, di cosa hai Allora, paura? le ansie legate al lavoro, anche a queste cose qua ci Infinite. sono, ma alla fine le ho anche sperimentate. Per quello che riguarda l'arrivare tardi in tribunale, ho anche scritto anni fa un racconto, dove parlavo di questa ragazza, di questo giovane avvocato che arrivava all'alba, davanti al tribunale vuoto, con udienza alle 10 del mattino. Identificava quest'ansia di dire: "Arriverò tardi, succederà tutto", i mezzi che con un koala, ecco, che ti si appiccica addosso e non ce n'è, quindi no, le mie paure sono altre, la cattiveria e la Mh, frustrazione mh. che si vedono in tante persone, molte più di quante non si creda, la paura di non riconoscere le difficoltà di chi ho accanto, di perdere delle occasioni di vita, di crescita, insomma ho paura di addormentarmi Di non dentro, vivere in di vita. non vivere vita, esatto. Quindi torniamo un po' a bomba sul lavoro. Sì. Quali competenze deve avere un buon mediatore e quanto conta l'empatia, insomma, nel tuo lavoro? L'abbiamo detto, ma insomma è una sicuramente delle tue doti, no? L'empatia conta, però, Tantissimo. devi saperla un po' gestire e devi sviluppare anche certe competenze. Mediatore perché poi ci sono vari tipi di mediatore, c'è anche quello familiare che, diciamo c'è una comunanza di competenze, poi Mh-mh. ci sono, competenze anche molto diverse, però di base deve avere delle competenze comunicative, negoziali, anche legali per quello che mi riguarda e, relazionali, perché il fine è sempre quello, di aiutare le parti a, trovare una soluzione tramite il dialogo. E quindi, le parti lei lì con il loro vissuto, con le loro cose di vita vera, perché poi nella mediazione ci sono le persone, non è mediato dagli avvocati. Quindi devi trovare il modo di aiutarli a vedere le cose anche in modo diverso, gestire le emozioni forti, che possono ostacolare il processo invece di avvicinamento e far degenerare il conflitto. Quindi deve conoscere le norme che regolano la mediazione, deve aiutarli a capire senza indurli lui, ma aiutare a vedere la possibilità di essere più flessibili, a vedere anche il conflitto in modo diverso, che è una cosa difficile, cioè non io ti distruggo, Mh. ma io ho un problema, ce l'hai anche tu e dobbiamo trovare una soluzione che sia vantaggiosa per entrambi.
Certo. Quindi devi aiutare a focalizzarsi sui propri interessi veri, perché a volte la gente ti arriva in mediazione e pretende una cosa, in realtà non è quello di cui ha bisogno e neanche si accorge a volte è Mh. proprio un puntiglio. E a focalizzarsi anche sul fatto che il problema non è quella persona lì, Certo. ma è, tu e lui avete lo stesso identico problema e sarebbe il caso di aiutarli a insomma di trovare il modo di Reciprocamente superarlo. Poi ci sono materie certo. nella quale la mediazione va benissimo, altre un po' meno, però insomma deve avere tutte queste competenze, deve capire come fare per aprire un canale di comunicazione virtuoso. Quali sono i tuoi hobby? Sono tanti. Tanti tendono a aumentare purtroppo. Perché purtroppo? No, nel senso che poi c'è un sacco di perché sai ci sono tantissime cose che mi piacciono, ma hobby vuol dire che poi devi dedicarci il tempo, Certo. allora in questo momento sono la realizzazione di oggetti con materiali di recupero, poi la realizzazione di cosmetici miei, per me insomma, Che piccoli brava. monili, poi mi piace moltissimo camminare e correre all'aria aperta, giocare con i miei cani, ballare il tango argentino, scrivere, leggere, coltivare fiori. Dove vorresti vivere? Che città? Città no, Città ma no. salvo che qualcuno trovasse il modo di portare il mare a Vienna, Vabbè. allora io vivrei a Vienna. Vabbè, vabbè, okay. Ci organizzeremo. Qual è il tuo rapporto con i social? Buono, Mh. sono strumenti, quindi sia a livello personale che lavorativo. Vanno conosciuti, come qualsiasi strumento e tra l'altro questo per me e per Emanuela, Mh. la mia socia e amica, che saluto perché dovrebbe essere in ascolto, Buongiorno, buongiorno. buongiorno Manuela, buongiorno. Siamo in una fase di ripensamento della nostra immagine social. In questo momento abbiamo appunto la pagina Facebook dello studio che porta i Mh-mh. nostri nomi, quindi Studio Legale in ordine rigorosamente, alfabetico, Emanuela Mati, Annabella Mh-mh. Brumana, le pagine LinkedIn e Instagram singole. Il nostro sito è in fase di ricostruzione, per quello che avevamo non ci piaceva più, abbiamo fatto la scelta di rinunciarci perché non troviamo qualcosa. Tornerete quando Ci stiamo avrete sì. lavorando, Io ne ci stiamo lavorando. approfitto per darvi questo numero, anzi per dare i numeri, magari poi ce li giochiamo anche. 0292947222 se volete telefonare e fare qualche domanda al nostro avvocato Annabella Brumana. Oppure se vuoi chiamarci anche la tua socia e intervenire, sia la benvenuta. Va bene, una cosa che detesti. Le cose che cadono e le persone incattivite che se la prendono con gli altri. Mamma mia che brutte, una cosa che ami. Tornare a casa e abbracciare chi amo, il mio compagno, mia figlia e i miei cani. E adesso qui ti devi impegnare tantissimo, una cosa che ti fa ridere. Allora, i video buffi dei bambini, degli animali e le voci dei Minions che sono il mio navigatore satellitare. Andiamo con la che ridere sommo. Vi assicuro veramente il suo navigatore ha le voci dei Minions, vi assicuro, è vero, lo confermo. Va bene, bando alle ciance, entriamo, come diceva il grande Enzo Tortora, entriamo nel vivo delle trattative. Quali sono i vantaggi della mediazione rispetto a una causa legale tradizionale? Vai. Allora, la possibilità di avere una soluzione definitiva, immediatamente eseguibile e Una scusami, soluzione o assoluzione? Non ho capito. soluzione, Assoluzione, okay. soluzione, Sono soluzione, andata soluzio avanti io con la soluzione. soluzione, Okay, fatta su misura dalle parti, perché nessuno la impone. È il risultato okay. di un accordo, quindi difficilmente chi arriva a una soluzione ben calibrata, ben pensata, poi non la esegue. Tempi ragionevoli, rispetto alla durata di una causa ordinaria. Se tu pensi che i dati del ministero più recenti parlano di mediamente 3 anni per un primo grado, 2 per un secondo, cause civili sto Mh-mh. parlando,
e 1 per la Cassazione, quindi capisci che si sta parlando di tempo, di vita, Di anche di soldi. denaro. Mentre una mediazione allora non è immediata, la soluzione dipende dalla complessità dei casi, però diciamo che, sono rare le mediazioni che durano molto più di 1 anno, ecco. Ci Okay. sono, perché ci sono, poi in mediazione puoi fare tante cose, anche accertare, quindi chiedere, non so, una verifica tecnica, magari alcune hanno bisogno di modifiche varie o in comune, per esempio dei permessi comunali, allora i tempi possono anche allungarsi, però sono comunque sempre in mano alle parti. Perfetto, ma quindi vuoi farci un esempio concreto di una senza entrare ovviamente nei particolari di una mediazione che hai seguito, che è risultata estremamente efficace e ha soddisfatto anche i clienti? Una delle prime che ho fatto e che infatti, quando l'ho affrontata, inizialmente morivo di paura, però non si vedeva, perché ho detto: "Qua sarò in grado", siamo Perché parti scusami, l'avvocato è anche un po' attore, vero? Per forza, ma come tante altre Com'è? professioni. Per forza, No, okay. ogni tanto la racconto come esempio, Mh. perché è capitato veramente di tutto. Beh, Era partita come un'opposizione a decreto ingiuntivo per una oneri condominiali, ma si parlava di 6, 7 mila € e siamo arrivati a un valore di questo condominio immenso, c'erano 20, 30 condomini, 20 condomini se non ricordo male, addirittura concordare opere per qualche centinaio di migliaia di euro e non caspita. c'era posto per tutti da noi, ci hanno prestato in tribunale un'aula, dove abbiamo smontato lo smontabile per non farlo sembrare un processo e abbiamo creato dei tavoli rotondi e abbiamo risolta così, finita tra l'altro, che sembrava finisse perché 2 non si son presentati, ma siamo riusciti in modo rocambolesco alla fine. Fantastico. Sì, mi Insomma ricordo. comunque grandissime soddisfazioni quando riesci con il tuo intervento, con le tue competenze, con il tuo lavoro a Mh-mh. risolvere i problemi, a Sai vedere che le parti poi sono tranquille, sai serene, cosa? super Non sono io che li risolvo, c'è una ma telefonata. Va ah, bene, abbiamo ce la mandi subito? Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Scusate non la sento. se disturbo, volevo fare una domanda, ma non so se è pertinente perché ho acceso la radio non tanto tempo fa. Comunque Io io non la faccio sento. la domanda, poi Scusate se un mi può secondo, rispondere. regia, lei non sente la telefonata, l'avvocato? Mi scusi se signora un attimo No, solo, per favore, che sì, abbiamo sì, stiamo sì, risolvendo un prego, problema di prego, regia. prego. Non la senti? No, io sento, Pro- il riverbero Pronto, della tua pronto? probabilmente perché è bassissima. Pronto, pronto? Aspetti un secondo Ah, signora, scusi un attimo. Pronto? adesso sì, Sì? sento. Adesso la sentiamo signora. Mi scusi se l'ho Ah, interrotta. Buongiorno, ci dica no, si tutto. immagini. Grazie. Buongiorno, io volevo fare una domandina perché quando vedo dei processi, delle cose alla televisione, no? E vedo che gli avvocati devono difendere dei delinquenti acclarati. Come fanno gli avvocati a difendere delle persone sapendo che hanno comunque commesso delle cose gravissime? Guardi, tra l'altro ha Posso ve- anticipato mi scusi se la interrompo, ha anticipato tra l'altro una domanda che era proprio quella sugli stereotipi del lavoro, quindi Ah, adesso il ah, nostro avvocato le risponde subito signora. Buongiorno grazie. signora, come si chiama? Buongiorno. Daniela, Buongiorno Daniela. Senta, buongiorno. allora il processo a cui si riferisce lei probabilmente sono i processi penali, giusto? Ecco. Sì, certo. Ecco, allora, in Italia è obbligatorio avere un Eh, avvocato. Se non lo vuoi, ti viene assegnato d'ufficio e, ecco, l'avvocato che è iscritto alle liste delle difese d'ufficio non può rifiutare. mamma Poi mia. c ecco, quindi, poi ci sono invece quelli che non sono iscritti alle difese d'ufficio, quindi assumono comunque la difesa di una Mm, persona che innanzitutto non è colpevole finché non si arriva in fondo a dimostrarlo e tante mm, volte chi chi viene accusato e processato poi alla fine capita che venga assolto perché in realtà, non è, l'autore di quello di cui lo si accusa. Quindi mm, anche questo. Poi noi mm, siamo abituati purtroppo in Italia che si fa tanto rumore quando un processo parte, quando qualcuno viene arrestato e poi magari dopo qualche anno c'è un trafiletto in basso all'ultima pagina che dice che mm, quella persona lì è stata assolta. Ad ogni modo, mm, l'avvocato mm, proprio perché, svolge una funzione istituzionale importante, deve
quantomeno, anche quando la persona ha ammesso, ha confessato o è evidente che, per vari motivi, adesso dico una brutta cosa da avvocato, è evidente che sia stato lui, che magari evidente non è, però deve assicurare una difesa tecnica, quindi deve assicurare quantomeno che siano rispettate le regole che fanno sì che si possa parlare di giustizia, non di vendetta o di giustizia sommaria per far contente le persone o per mettere a tacere le paure che si hanno a livello mediatico, capisce? Le abbiamo risposto, signora? Ma sì, però io dico, quando la cosa è proprio talmente chiara, che poi mi diceva adesso l'avvocato, no? Che magari uno lo ammette proprio di aver commesso quella cosa. C'è bisogno di un processo. Tu hai ammazzato e vai in galera, finito. No, Ma bisogna fare sa il signora, ma processo. in effetti può succedere così, perché quando si patteggia una pena alla fine, si patteggia una soluzione e tu vai in galera o dove o no, a seconda di come viene risolto, di come com'è la sentenza, ma, per questo c'è bisogno di un avvocato che verifichi che insomma, che tutto vada Ecco. bene. Signora, noi la dobbiamo salutare perché dobbiamo andare avanti con la nostra trasmissione. Prenda pure contatto se vuole in privato con l'avvocato. No, va bene così. La grazie. ringraziamo signora, grazie per Grazie. averci chiamato. Buona giornata, buona radio. Andiamo avanti con la nostra intervista. Insomma, c'è un avvocato visionario, uno famoso che ti ha ispirata? Allora, no, però mi piace tanto confrontarmi, ho tanti colleghi che stimo moltissimo, alcuni sono miei amici e voglio anche loro molto bene e mi piace vederli come lavorano, anche perché impari sempre tutto, anche da quella collega che non ti è piaciuto, che hai visto fare qualcosa che avresti fatto diversamente. E poi mi piace moltissimo seguire le lezioni di particolari avvocati, anche magari di materie che io non coltivo particolarmente, ma mi piace sentire come elaborano, come ti trasmettono la loro conoscenza, la loro passione. Per esempio, io sono una fan accanita dell'avvocato e professore Francesco Paolo Luiso, che è un professore universitario, un punto di riferimento importante, insomma, il diritto processuale civile e profondo conoscitore ed estimatore anche dei sistemi di giustizia consensuale. Ok, va bene. Se dobbiamo un attimino stringere, perché è stato un piacere avere la nostra ospite al telefono, dobbiamo un attimo stringere e dobbiamo andare sui consigli da dare ai nostri radioascoltatori. Insomma, quindi partiamo con la nostra Mission Impossible. Allora, quali sono i consigli per i nostri radioascoltatori? Abbiamo 4 minuti Okay, ancora, brevissimo. vai. Allora, rivolgersi all'avvocato sembrerà banale non solo quando il danno è fatto, ma come prevenzione. Quando c'è qualcosa di delicato, di fuori dai vostri schemi, che coinvolge la vostra famiglia, il vostro lavoro, un appuntamento da un avvocato di riferimento è sempre una buona cosa. Consiglio numero 2. Tenere in ordine i documenti. Sembro una mamma in questo momento. Ricevute di pagamento, contratti, corrispondenza, soprattutto quando lavorate, insomma, nella vostra professione oltre che personalmente, perché all'occorrenza occorre esibire le prove di aver pagato, aver fatto le contestazioni in un tempo appropriato, in un modo appropriato, comunicazioni fatte in tempo, eccetera, e può essere molto importante. Consiglio numero 3. Ritirare sempre raccomandate, Oh, rispondere alle convocazioni, perché è fondamentale sapere, tanto più che spesso i termini importanti per difenderci, tutelarci, decorrono dal momento in cui noi abbiamo conoscenza o avremmo potuto averla. Quindi se lasciamo la raccomandata in giacenza, sono fattacci nostri. Sono fatti nostri, sì. Un altro consiglio che mi avevi detto, quando ci eravamo sentite, avevi detto: "Dite sempre la verità al vostro avvocato", almeno a lui, Sì, perché lui comunque assolutamente. nel caso sa come aiutarvi, no, per Assolutamente. dire, Sì, ecco. assolutamente perché lui è tenuto alla riservatezza, l'avvocato, e meglio che diciate tutto perché solo così potrà difendervi veramente bene, assistervi veramente bene. Qual è la ricetta di donna del nostro avvocato per i nostri radioascoltatori? Ragazze, amarsi, regalarsi del tempo, far emergere le proprie particolarità anche quando non sono esattamente come gli altri se le potrebbero aspettare e poi essere indipendenti da tutti i punti di vista, il più possibile, coltivando la propria bambina, che non deve mai andarsene, ecco. Perfetto.
penso che abbiamo ancora tanti argomenti, ma tornerai sicuramente a trovarci. Se mi invitate sì. Allora, ci salutiamo, vi auguriamo buona radio, seguite ancora i programmi di Radio Libertà, non ci lasciate, state qui perché arrivano sempre programmi molto interessanti. Vi saluto, vi auguro una buona giornata, buona radio a Arrivederci tutti a voi. tutti. Grazie per Arrivederci. essere Grazie a te, intervenuta, Luisella. grazie. Ciao, Ciao a ciao. tutti. Ciao. Buona radio. Avete ascoltato Pesca dalla rete, le voci fiere di una nuova prospettiva. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.it